buongiorno e ben ritrovati, ore 12:22. Siamo di nuovo in diretta, in regia ringrazio già Renato Capoia e Simone Merlo, allora ci terremo compagnia fino alle 13:30 e poi questa sera come sempre alle 19:30, ogni domenica, il telegiornale di Treviso. L'ultimo giorno di gennaio, questo 31 gennaio, e domani inizia il secondo mese del 2021 ed è una giornata importante su due fronti, quello politico e quello della lotta al coronavirus, la lotta al Covid. Allora partiamo subito dalla lotta al Covid perché come sempre vediamo il report regionale delle ultime ore dei contagi che dimostra, come potete vedere dal bollettino di Azienda Zero, dimostra come la curva dei contagi resta bassa, insomma, come il trend degli ultimi giorni, ed è uno dei motivi per cui poi il Veneto entrerà da domani nella fascia gialla, quindi 212 gli ultimi contagi della notte che sommati a quelli del bollettino precedente, quindi nelle 24 ore parlano di 499 nuovi contagi. La lista, diciamo, purtroppo dei decessi è di 9 nelle ultime 24 ore. Questo è un altro dato importante rispetto alle decine di vittime registrate in questi giorni. Il numero 9, seppur un dato sempre molto triste, è un numero che dimostra come la situazione stia leggermente, insomma, migliorando rispetto a qualche settimana fa. Andiamo a vedere come sempre anche il dato importante delle terapie intensive, dei ricoveri: 1982 i ricoveri in area non critica, 254 quelli in terapia intensiva. Il fronte più critico da sempre dall'inizio dell'emergenza, come dall'inizio dell'emergenza purtroppo lo vedete nella colonna verde in mezzo, il totale comunque dei decessi dall'inizio della pandemia, e quindi dal 21 febbraio, quasi un anno ormai della pandemia, 8.931. Ci si avvicina purtroppo al muro delle 9.000 vittime. È bene sempre ricordarsi queste cifre perché per ricordare cos'è stato e cos'è tuttora il Covid. Quasi 9.000 vittime in meno di un anno. Dunque il Veneto in giallo da domani e affronteremo quindi questa importante novità, attesa, seppure attesa, peraltro con la polemica di chi pensava, e sono soprattutto una parte dei ristoratori, non tutti, di poter essere in giallo già da oggi e poter dare già ossigeno alle proprie attività, ma invece sarà da domani e il monito, e lo vedremo di nuovo, è quello di essere prudenti. Il Ministro della Salute Speranza ha detto non è uno scampato pericolo, non siamo al liberi tutti, anche se i giornali, vediamo il sito del Corriere della Sera, parla di grandi città con già folla in centro in queste ore. Anche ieri, ecco, lo vedete, nelle grandi città è già folla in centro, come se di fatto il giallo fosse da oggi. Lo ricordiamo, l'arancione, siamo ancora in arancione, consente la possibilità di uscire all'interno del proprio comune. Un po' l'abbiamo visto anche ieri a Treviso, parecchia gente in città, lo rivedremo, appunto il servizio al mercato di Lucio Zanato. Questa è la situazione del giallo, la situazione del Covid. Poi c'è, e ne parleremo fra pochissimo perché parleremo di imprese, di Veneto Imprese Unite e quant'altro. Poi c'è la questione politica e apriremo poi un dibattito politico, ma dobbiamo ovviamente riferire le novità per quanto riguarda la crisi di governo, perché la crisi di governo c'è, è presente, non è ancora stata risolta. Si spera di ottenere la quadra in questa situazione al più tardi martedì. Lo ha chiesto Mattarella, ha chiesto velocità nel trovare una soluzione, dando poi l'incarico esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, che ormai tutti appellano come l'esploratore. Ieri c'è stato il primo giorno di consultazioni, oggi il secondo giorno. Ha visto questa mattina Fico il gruppo degli europeisti, il gruppo, diciamo, dei cosiddetti responsabili, creato appunto per dare supporto al Premier Conte. E ovviamente quindi giocoforza hanno dato il loro assenso, la loro conferma di un sì a Conte dopo le sue dimissioni. Sta vedendo in questi momenti Fico il gruppo delle autonomie e poi il gruppo misto. Ieri il primo giorno di consultazioni, domani ce ne sarà un altro e poi si dovrà tirare le somme. E dicevamo ieri
i partiti più importanti, insomma, della maggioranza, quindi il PD e il Movimento 5 Stelle, che hanno blindato il nome di Giuseppe Conte, ma ovviamente l'attesa era tutta per Italia Viva con Matteo Renzi. L'incontro, il vertice con Fico intorno alle 8 di ieri sera è durato a lungo, è quello che è durato più a lungo, poco più di un'ora, e le novità importanti sono una certa apertura alla Conte Ter. Renzi ha parlato della volontà di un governo politico, ma ha messo in campo, lo vedete nel titolo, un'intesa scritta, l'hanno chiamata patto, ma fatto andare in mente al contratto della prima versione del governo Conte, quello tra Lega e Movimento 5 Stelle. Un'intesa scritta è la condizione sine qua non che Renzi vuole, anche se appunto ha aperto alla volontà di un governo politico. Un governo politico farebbe pensare quindi a una conferma di Conte. Come sapete, i fronti sono aperti tra un Conte Ter, con l'eventuale rientro in campo di Italia Viva, però alle condizioni ovviamente dettate da Renzi, oppure un altro governo politico con un altro premier, altro punto di domanda. Si è fatto anche il nome di Fico, ovviamente, oppure un governo di alto profilo istituzionale, governo di unità nazionale. Allora magari in questo caso si è parlato, è spuntato più volte il nome di Mario Draghi, oppure il voto. Queste sono le condizioni, questo è lo scenario. Il voto ovviamente è quello che vuole maggiormente il centrodestra. Allora, dicevamo, ieri è stata soprattutto la giornata di Renzi, l'attesa insomma di quello che avrebbe detto, un piccolo estratto di quello che ha detto Renzi. Insomma, ci sono anche dei messaggi chiari a PD e 5 Stelle. Sentite. Non servono riunioni notturne fino all'alba, non servono emendamenti che arrivano di notte, serve un metodo condiviso e serve soprattutto un documento scritto. Questo per noi è il punto fondamentale. Siccome questa non è una crisi che nasce dai caratteri e dalle simpatie e dalle antipatie, ma nasce dalle risposte da dare ai cittadini, noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che chiarisca chi fa cosa in che tempi e che tolga a tutti gli alibi. Naturalmente Italia Viva preferisce la soluzione di un governo politico alla soluzione di un governo istituzionale, su cui pure abbiamo dato la disponibilità. Noi abbiamo sempre detto che i nomi arrivano dopo il dibattito sui contenuti, e questo metodo di lavoro è il metodo che sta portando avanti molto opportunamente il Presidente Fico. Quindi non abbiamo discusso di nomi. È chiaro che i nomi sono importanti, ma arrivano alla fine. Vale per la Presidenza del Consiglio, vale per tutti gli incarichi di responsabilità. Noi non vogliamo chiedere un ministero per noi. Se avessimo voluto farlo avremmo già ottenuto, perché tutto è mancato tranne che la disponibilità a ragionare di posti di responsabilità. Il MES vuol dire 36 miliardi di euro per la sanità. Noi siamo convinti che questi soldi servano ai nostri infermieri, ai nostri ricercatori, ai nostri ospedali, alle nostre strutture della medicina territoriale. Se il Movimento 5 Stelle è contrario, come ha sempre sostenuto, cercheremo di capire le ragioni e cercheremo di affrontare tutti i punti in discussione, non soltanto quello del MES. Certo è che se noi siamo disponibili a farci carico di trovare delle soluzioni sul MES o su altro, vogliamo verificare che la disponibilità sia anche degli altri. Oggi è stato richiamato un'ulteriore parola, che è la parola lealtà. Noi pensiamo che essere leali significhi dire nelle riunioni private esattamente le stesse cose che poi si spiegano fuori. Non vi è cioè una diversità tra ciò che si dice in pubblico e ciò che si dice in privato. Nella giornata di domani, di lunedì e di martedì, tutti noi siamo a disposizione del Presidente Fico per arrivare a un punto di caduta che metta al centro l'interesse degli italiani e non le ambizioni di quei partiti che oggi hanno visto in questo passaggio così delicato e difficile emergere le contraddizioni. Chiaro, dunque diceva Renzi, apertura sì, ma questo potrebbe essere anche il titolo. Peraltro sul fronte del Movimento 5 Stelle proprio questa mattina c'è un confronto all'interno dei pentastellati su quella spaccatura, la fronda guidata da Di Battista, la fronda di coloro che Renzi non vogliono un rientro in campo di Renzi, mentre il capo politico Crimi insomma, ha fatto capire, chiaramente intendere insomma, che non chiude a Renzi. Questo è un altro fronte all'interno del fronte
fronte della maggioranza, non facile da portare avanti. Poi c'è il centrodestra per bocca di Giorgia Meloni è compatto nel chiedere le elezioni, anche se Berlusconi ha fatto più volte intendere che a lui non dispiacerebbe un governo di alto profilo istituzionale. Allora sentiamo Giorgia Meloni. Sono fiera di ribadire la compattezza del centrodestra, che ha ribadito al Presidente della Repubblica la sua richiesta di valutare la possibilità di sciogliere le Camere. L'Italia su questo pare siano d'accordo tutti, ha bisogno di un governo forte, coeso, coraggioso, un governo che abbia numeri necessari, la maggioranza che serve a fare cose coraggiose, secondo me anche un forte mandato popolare. Noi abbiamo già espresso e ribadito anche al Presidente della Repubblica la nostra piena disponibilità a collaborare nel caso in cui si dovessero sciogliere le Camere sui provvedimenti che sono necessari per gli italiani, e anche sul Recovery Fund. Nessuno di noi vuole mettere a repentaglio quello che serve ai cittadini, ma non si utilizzino provvedimenti che finora il governo non è stato in grado di fare per dire che non si può andare a votare, perché questi ricattucci li lasciamo ai 5 Stelle e al PD. Io ho sempre detto che Fratelli d'Italia non è disponibile in nessun caso ad andare al governo col PD e col Movimento 5 Stelle, e insisto, il problema di un governo di unità nazionale è che quello che non ha funzionato negli ultimi governi è il tentativo di mettere insieme persone che la pensano in modo diverso sulle grandi questioni fondamentali. Cioè, se io andassi a fare un governo con i 5 Stelle o col PD, cosa faremmo col reddito di cittadinanza? Sull'immigrazione cosa faremmo? Sulla giustizia cosa faremmo? Sulla burocrazia cosa faremmo? Sul rapporto con l'Europa cosa faremmo? Le nostre idee sono diametralmente opposte, quindi alla fine non faremmo nulla, che è quello che è accaduto con i governi che abbiamo avuto in questa legislatura. E riferimento di Giorgia Meloni anche ovviamente al governo giallo-verde, che non è mai andato giù, a Fratelli d'Italia. Tutto questo accade a Roma, quindi l'incertezza che resta almeno fino a martedì, anche se domani probabilmente potrebbe esserci una svolta verso le decisioni finali. Intanto qui si combatte per sopravvivere, combattono le imprese soprattutto e non solo della ristorazione. Saluto e ringrazio Andrea Penzo Aiello, buongiorno e buona domenica, presidente di Veneto Imprese Unite. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, fra pochissimo parleremo di cosa accade domani mattina, però volevo farle vedere un servizio che ha realizzato ieri la nostra redazione di Padova, perché appunto dicevamo prima c'è una parte di ristoratori che ha detto era meglio iniziare il giallo già da domenica, saremmo potuti ripartire con più fiducia. Allora, vediamo questo servizio e poi lo commentiamo insieme. Molti erano gli esercizi che erano già pronti a partire con il servizio della domenica, pensiamo ad esempio alle pasticcerie per le colazioni di domenica mattina o per i ristoranti per i pranzi della domenica. Ecco, queste sono attività che di fatto attendevano con ansia e con speranza la possibilità di poter lavorare già da domenica 31 e invece purtroppo dovranno aspettare la settimana successiva. Un'altra domenica di incassi persi per baristi e ristoratori. La zona gialla sarà in vigore da lunedì e nulla sarebbe costato in più, protestano all'Appe di Padova, anticipare l'ordinanza alla domenica. Quasi tutte le precedenti ordinanze del Ministro della Salute emanate al venerdì avevano effetto dalla domenica mattina successiva. Questo invece è stato, credo, l'unico caso in cui l'ordinanza del venerdì entra in vigore al lunedì successivo, quindi sono state di fatto vanificate tutte le aspettative e le speranze. Qualche ristoratore aveva già preso le prenotazioni per il pranzo della domenica e invece questa disposizione si inserisce in un solco di altre decisioni prese a danno della categoria dei pubblici esercizi. Dalle linee guida governative imposte e rispettate dagli esercizi pubblici, che poi sono stati fatti chiudere, ai ristori insufficienti e in ritardo. Ancora un danno economico per quelle che sono piccole imprese con dipendenti. Veramente gli esercenti ormai sono allo stremo e hanno necessità di essere sostenuti e supportati da un governo e da una parte istituzionale e politica che deve essere al loro fianco e cercare di aiutare queste imprese, perché ovviamente dietro le imprese ci sono anche i posti di lavoro. Filippo Segato, Aiello, come commenta? Anche Veneto Imprese Unite è deluso del fatto che oggi non siamo già in zona gialla, oppure è comunque meglio aspettare per evitare magari una ressa che avrebbe fatto male a tutti? No, assolutamente, diciamo che sono mesi e domani lo faremo in maniera ancora più forte, che denunciamo una distanza
di quella che è Roma da quella che è in realtà il vissuto quotidiano delle nostre imprese. E la distanza si è dimostrata un'altra volta appunto venerdì sera, quando hanno deciso, un caso quasi unico, forse è successo di nuovo il 6 di novembre se non ricordo male, di applicare il decreto dal lunedì mattina. Per noi è stato un danno soprattutto perché appunto abituati ai decreti che partivano da domenica, molti ristoranti avevano già preso prenotazioni, acquistato merce per l'ennesima volta, chiamato i cuochi a preparare la linea per la domenica, e ovviamente poi sono dovuti trovare a disdire tutto quanto. Ovviamente sappiamo benissimo che il pranzo del lunedì non sarà il pranzo della domenica, quindi di nuovo molte derrate verranno buttate via in maniera purtroppo obbligata. È stato un danno anche per il commercio, perché non dimentichiamoci che da sabato cominciavano i saldi in Veneto in maniera ufficiale e molti negozi speravano almeno domenica di poter avere il traino anche dei locali aperti, oltre al fatto di non avere i comuni chiusi che vincolassero appunto il loro indotto, e invece anche questo primo weekend di saldi è stato penalizzato da un'altra decisione non condivisibile oltre che non aspettata. Quindi l'ennesimo errore che dimostra appunto la distanza di quelli che ci governano dalle realtà che vivono tutti i giorni il territorio. Allora, domani cosa accade, domani mattina? Domani mattina noi andremo alle 8 a Marghera, presso la sede regionale dell'Agenzia delle Entrate, in via De Marchi 16. Andremo con una delegazione per ogni provincia, di quelle dove noi siamo presenti, però ovviamente l'invito è aperto anche a tutti gli altri imprenditori, da quelli del mondo delle palestre a quelli appunto della ristorazione, del commercio, degli eventi, tutte le categorie comunque che sono state penalizzate in questi mesi, e andremo a chiedere, innanzitutto andremo in un certo senso anche a bloccare gli uffici, ovvero il governo non ci permette di lavorare, noi non permetteremo di lavorare ai loro dipendenti. E poi andremo appunto a ribadire 3 dei 12 punti del nostro manifesto che secondo noi sono fondamentali per poter permettere una ripartenza della nostra economia, e nello specifico l'anno bianco per il 2021, una rottamazione per le cartelle esattoriali vecchie e poi soprattutto la possibilità di applicare la cedolare secca per quei proprietari dei locali che ci garantiranno una riduzione dell'affitto, questo per andare incontro ai proprietari dei locali stessi, ma anche a noi, e permetterci appunto di avere affitti ridotti per i mesi che restano per l'emergenza sanitaria. Ovviamente 2 giorni fa è stata posticipata la partenza delle cartelle esattoriali al 28 di febbraio. Questo ovviamente non è per noi una soluzione, anzi è un'ennesima presa in giro, perché ovviamente parliamo di attività, molte che non lavorano da 1 anno, alcune che non lavorano da 4 mesi, non saranno di certo questi 28 giorni che ci permetteranno di pagare le scadenze che abbiamo accumulato durante i mesi di pandemia. Lei dice è solo spostare un problema poco più avanti, questo è il concetto. Esattamente, e considerando soprattutto che tutti i ristori che se arriveranno e che arriveranno per il prossimo decreto saranno comunque bloccati a quelle aziende che non andranno a saldare le vecchie cartelle. Quindi rischiamo addirittura, oltre di dover pagare cartelle che in questo momento non abbiamo la possibilità di pagare, anche di non ricevere gli aiuti, proprio perché queste cartelle una volta partite ci metteranno in segnalazione e quindi non potremo più neanche ricevere gli aiuti che ci aspettano. Ecco, domani quindi andrete alle agenzie delle entrate, diamo un messaggio ovviamente di distensione, insomma c'è il rischio che possa salire la tensione con questa azione? La tensione è già alta, ovviamente abbiamo già parlato con la Digos di Venezia, noi siamo rispettosi del lavoro degli altri, quindi cercheremo di fare le cose come si deve, però ricordiamoci che là saranno presenti decine di imprenditori che si sono visti costretti ad esempio a vendere abitazioni, auto o proprietà private per poter far fronte a una pandemia in cui il governo si è dimostrato distante e non avesse potuto aiutare veramente l'impresa italiana. Ci troveremo lì con gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, a mettere un piatto in tavola a fine mese, quindi la tensione è già alta, non salirà domani sarà probabilmente il momento in cui faremo vedere a tutti quanti come siamo ridotti, a che punto siamo arrivati, perché molto spesso, troppo spesso ci sentiamo dire vabbè, ma tanto vi stanno ricoprendo di soldi, non vi lamentate poi così tanto, cosa volete che sia? In realtà siamo arrivati ormai alla frutta, abbiamo dimostrato ovviamente responsabilità fino ad oggi nel manifestare in maniera sempre discreta e pacifica, però le cose a un certo punto non possono più proseguire così se i risultati non arrivano.
Intanto domani comunque c'è la riapertura di fatto, anche se poi ovviamente lo ricordiamo, la zona gialla consente l'apertura dei bar fino alle 18 e anche ai ristoranti. Come è già capitato in passato, c'è il rischio che poi i gestori dei ristoranti, che possono intervenire fino a un certo punto nei confronti dei clienti, perché non hanno l'autorità per farlo, diventino il capro espiatorio di un eventuale peggioramento della situazione? Temete anche questo? È stato così fino ad oggi, quindi tra le aperture dei locali, che coinciderà anche con l'apertura delle scuole, ovviamente se ci sarà una crescita verranno trovati dei colpevoli tra le nostre categorie, le nostre, quella scolastica. Però stiamo continuando ormai da un paio di mesi a dimostrare che comunque i locali, quando sono rimasti chiusi, non hanno fatto sì che i contagi scendessero, anzi i contagi sono quadruplicati dal 27 di ottobre, dal 26 di ottobre, quando i locali alla sera sono chiusi, i contagi sono quadruplicati, i ricoveri sono quadruplicati, quindi probabilmente è molto più pericoloso la cena in famiglia a casa, dove non c'è nessuno che può sorvegliare. Di conseguenza probabilmente useranno di nuovo i locali come capro espiatorio, però siamo pronti a difenderci in maniera forte da queste accuse che sicuramente non ci toccano. Qual è stato il momento più duro degli ultimi mesi, insomma, a partire dalla seconda ondata per voi? Beh, sicuramente il decreto di fine ottobre, perché a moltissime realtà che vivevano dopo le 18, penso appunto a cocktail bar, a pub, a ristoranti anche di un certo tipo studiati per il lavoro serale, per loro ha voluto dire chiudere al 100%, perché reinventarsi e cambiare fascia non garantisce degli incassi che permettano di sopravvivere, anche perché questa chiusura ovviamente ha fatto sì anche che tutta la filiera, quindi i produttori, presso i produttori di birra mai contemplati nel suo ristoro, ai distributori che avevano merce deperibile in magazzino, buttassero via un'enormità appunto di merce e anche che si trovassero comunque delle perdite di fatturato del 40-50%. E il secondo, secondo me, momento molto molto critico è stata invece anche la chiusura delle palestre e dei teatri, che avevano appena investito migliaia di euro per mettere a norma le proprie attività, e che si sono trovati prima ad avere una settimana in cui il Premier aveva chiesto dei controlli per verificare se tutti quanti fossero in ordine. Poi, nonostante non siano arrivate le sanzioni previste, comunque ha chiuso palestre, teatri, cinema un'altra volta, e quindi diciamo che quel periodo là è stato sicuramente quello più difficile da mandare giù. Adesso ovviamente è un altro periodo di massimo sconforto, perché è da dicembre che ci parlano di un decreto di stato di Quinquer, ma si sono messi a fare baruffe per le sedie a Roma, e quindi noi siamo qua col cerino in mano ad aspettare e a sperare di poter salvare le nostre aziende, ma vediamo molto più impegnati appunto a capire chi, come, quando potrà governare i prossimi mesi, piuttosto che pensare alle aziende. Ricordiamoci che se le aziende moriranno da qua a 6 mesi, anche lo Stato rischierà di morire, perché siamo noi con i nostri contributi, con le nostre tasse, a garantire migliaia e migliaia di stipendi ai dipendenti pubblici, agli insegnanti, a permettere comunque di potersi permettere lavori pubblici, di pagare le infrastrutture nuove. Quindi se muore l'azienda italiana, se muore l'impresa italiana, rischi di morire tutto quanto lo Stato, e questa cosa va tenuta in considerazione. Le faccio l'ultima domanda, non è facile ovviamente, ma per voi, per la vostra categoria, qual è lo scenario migliore a livello politico? Un governo istituzionale, il voto, cambiare tutto, avere una maggioranza, come diceva Meloni prima, più compatta, che almeno sulle cose decide senza litigare, oppure non è facile ovviamente sbilanciarsi, ma qual è lo scenario concretamente migliore per voi? Allora, la cosa principale, visto che abbiamo discusso noi anche con il sottosegretario Morani e con altri membri della maggioranza, sappiamo che il decreto di stato di Quinquer c'è. La bozza è praticamente ultimata, quindi quella deve essere mandata fuori subito, anche perché hanno già votato lo scostamento di bilancio. Però fatto uscire e reso operativo il decreto Quinquer, ovviamente serve una maggioranza che ci permetta di poter pianificare in maniera seria, decisa il futuro. La maggioranza di oggi non lo permette, probabilmente rimpasti interni non lo permetterebbero lo stesso, perché si troverebbero le solite 4 teste a ridiscutere sempre le stesse cose, quindi probabilmente a quel punto il voto potrebbe essere anche la soluzione migliore. Dire che non si può votare durante la pandemia ovviamente è una sciocchezza, perché vediamo che il resto del mondo lo sta già facendo, lo farà nei prossimi mesi, quindi speriamo che si possa arrivare a breve a questa soluzione. Quindi lei dice, insomma, portare avanti
il decreto ed è fattibile anche in assenza di un premier e poi andare a voto. Insomma, questa potrebbe essere la soluzione migliore. Bene, allora grazie ad Andrea Penzo. Allora, ci vedremo domani al vostro presidio per raccontare le vostre voci. Grazie e buon lavoro. Buona domenica a voi, grazie. Grazie. Allora, dicevamo, il giallo in arrivo e tante le voci che nelle ultime ore si sono alzate, proprio levate per comunque ribadire l'importanza delle regole da seguire. Non è il cosiddetto liberi tutti, lo ha fatto anche il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Allora sentiamo cosa ha detto. Soddisfazione da una parte per l'alleggerimento delle restrizioni, cautela dall'altra perché a Treviso come in Veneto il ritorno alla zona gialla coinciderà con la ripresa delle lezioni in presenza di metà degli studenti delle scuole superiori. Da lunedì comincia questa nuova fase dove una massa di persone molto importante comincerà a muoversi, dagli studenti ai ristoratori e a tutto quel settore economico che riprenderà lentamente a lavorare. Quindi sarà un banco di prova importante. L'appello che faccio ai cittadini è quello di mantenere lo stesso spirito di responsabilità che ci ha visti protagonisti in questi mesi e di avvicinarsi a quella normalità tanto desiderata, sempre con testa e sensibilità. Per tutelare le fasce deboli della popolazione, quelle che dalla metà di febbraio saranno via via vaccinate, bisogna continuare a usare tutte le precauzioni, dice Conte, con il comune pronto a controlli e in caso anche restrizioni se dovesse venir meno la collaborazione dei cittadini. Che non sia un liberi tutti, lo sottolinea anche Confcommercio. Se si abbassano le attenzioni i contagi risalgono immediatamente, affermano il presidente provinciale Federico Capraro e la presidente della FIPE Dania Sartorato, che lanciano un monito a imprese e consumatori. Ci giochiamo il futuro e tutti dobbiamo fare la nostra parte anche se il logorio è forte. È al governo, a quello che si dovrebbe formare, che si rivolge invece Conte non più da sindaco ma da presidente ANCI. L'appello che faccio al governo è quello di fare poche scelte molto chiare, rispettate da tutti, ma l'appello più accorato che faccio oggi è quello di trovare un'unione di intenti per quanto riguarda il decreto ristori. I cittadini, le imprese non hanno né tempo né forza per stare dietro alle beghe della politica romana, conclude. C'è bisogno di risposte immediate, c'è bisogno di concretezza per non accentuare quella distanza tra il governo e le comunità. Lo ha accennato Mario Conte, lo ha accennato anche Andrea Penzoiello. Il giallo mancato di ieri ha inciso evidentemente anche sulla prima giornata dei saldi. Allora vediamo come è andata. Non sono i saldi più attesi dell'anno, nemmeno ai trevigiani è sfuggito il fatto che molti negozi già da fine dicembre abbiano iniziato ad applicare scontistiche di vario genere alla merce. Con questo weekend però ufficialmente parte anche in Veneto il mese degli sconti. E anche se molti negozianti ammettono di vendere in svendita ormai da quasi un anno, tutti concordano e scommettono sulla ripresa del mercato con il passaggio del Veneto in zona gialla. Penso che con il prossimo colore della nostra zona, finalmente giallo, la gente sia un po' più positiva, quindi sto notando molto più afflusso rispetto ai giorni passati. Voi puntate su questo cambio di colore? Certo, è l'unico sistema per lavorare perché fino adesso era come essere chiusi. Speriamo di partire bene con questi saldi data la situazione. Una città frizzante questa mattina, complice anche il bel tempo. Chi è uscito per fare una passeggiata non ha esitato ad approfittare degli sconti visti in vetrina. Chi è venuta qui apposta per i saldi? Sì, ho telefonato prima e sono venuta a colpo sicuro. Sì. Abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo approfittato della bella giornata e abbiamo fatto un po' di shopping. Sono contenta insomma che ho comprato qualcosa, anche perché col fatto anche che non si può uscire adesso siamo usciti e anche abbiamo... Ci si tira un po' su. Esatto, ci si tira un po' sul morale. Se c'è qualcosa che conviene anche magari per la prossima stagione, perché no? Quindi è il momento adatto. Quest'anno non è che si abbia tanta voglia di comprare. Avevo necessità di una borsa. Non solo per i saldi, comunque se ci sono i saldi meglio. Ormai i saldi ci sono da sempre.
Così per i saldi saluto e ringrazio, buona domenica ad Alessandra Apolin, buongiorno, presidente dei giovani imprenditori di Assindustria Veneto Centro. Mi sente? Sì, la sento, buongiorno, Perfetto. Mi sentite? Sì, perfetto, benissimo. Allora le chiedo di attendere qualche secondo, pubblicità e poi vediamo subito da lei. Certo. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Abbiamo salutato prima della pausa pubblicitaria Alessandra Apolin, presidente dei giovani imprenditori di Assindustria Veneto Centro. Buona domenica nuovamente. Allora, abbiamo parlato poco fa anche con Andrea Penzoiello di Veneto Imprese Unite di questo un po' di stacco tra la politica e la realtà concreta dei territori. Qual è il vostro commento a quello che sta accadendo a Roma e com'è la situazione dal punto di vista delle imprese che voi rappresentate? Allora, sicuramente siamo molto preoccupati perché ovviamente il periodo è molto complesso per le nostre imprese, pur essendoci stato nel secondo e terzo trimestre comunque un balzo in avanti che ha fatto ben sperare poi, che farà ben sperare per questo 2021, non appena riusciremo ad uscire un po' da questa crisi. Siamo chiaramente preoccupati per quello che sta accadendo a Roma, perché abbiamo una possibilità che forse mai abbiamo avuto nella storia, e che è quella di utilizzare dei fondi e fare veramente un cambiamento, attuare un cambiamento strutturale del Paese, partendo appunto dalle riforme del governo e partendo anche appunto dalla ripartenza delle imprese. Quindi bisogna fare un piano che sia congruo a quelle che sono anche le aspettative che ci sono state date. E la vostra sensazione qual è? La nostra sensazione è quella che, anzi quello che auspichiamo, perché più che la nostra sensazione, la sensazione credo sia sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo. Quello che auspichiamo è che da queste consultazioni esca un governo forte e che abbia le caratteristiche necessarie per poterci traghettare fuori da questa crisi. Quindi che sia un governo competente, che abbia una larga maggioranza in Parlamento e che sia pronto a prendere delle decisioni serie e congruenti con quello che è il piano che poi dobbiamo portare avanti e che stanno ancora in realtà, a cui stanno ancora lavorando. Ecco, secondo voi qual è lo scenario migliore? L'ho chiesto prima a Penzoiello, vi diceva insomma al di là del decreto ristori numero 5 che deve essere portato avanti e può essere portato avanti anche velocemente, forse per avere una maggioranza più compatta la soluzione migliore sarebbe il voto, però c'è anche poi il rischio epidemiologico, insomma come la pensate? Guardi, non so sinceramente se in questa fase sia meglio andare al voto o se sia meglio avere un governo tecnico piuttosto che ricompattare una maggioranza. Credo che questo spetti un attimo un po' alla politica. Quello che dobbiamo aspettarci noi dalla politica è ben diverso, è quello di avere finalmente un governo coeso e che vada avanti, che sia in grado di prendere decisioni che servono al Paese per andare avanti. Purtroppo stiamo assistendo a una serie di prese di posizione che poco hanno a che fare con il bene del Paese, hanno più a che fare con aspetti politici. Ecco, in questa fase bisogna mettere un attimo da parte la politica e concentrarci su quello che è il bene del Paese. Senta, una delle grandi preoccupazioni per quanto riguarda il mondo del lavoro, ed è un appello che viene fatto proprio alle imprese da parte dei sindacati, è lo spettro del sblocco dei licenziamenti dal 31 di marzo. Chiedono a gran voce che il governo poi porti più in là questo limite, però c'è chi dice insomma è un portare avanti una situazione che non può continuare all'infinito. Voi cosa ne pensate? Allora, è un peso anche per le imprese ovviamente. Allora, partiamo dal presupposto che nessuna azienda vuole licenziare il proprio personale, perché il capitale umano, lo sappiamo bene, che è uno dei pilastri delle nostre imprese. Quindi partiamo da questo presupposto. Dall'altra parte purtroppo stiamo portando avanti una situazione, stiamo rimandando fondamentalmente una decisione che deve essere affrontata, quindi o decidiamo di affrontare il problema insieme, altrimenti sarà molto difficile uscire da questo marasma che si è creato. Certo è che dal mio punto di vista sarà necessario principalmente che una riforma degli ammortizzatori sociali, perché
tutto deve essere spostato non tanto verso l'assistenzialismo quanto verso appunto le politiche attive del lavoro. Solo così riusciremo in realtà ad uscire da questo impasse che si è creato. Quindi un tavolo con i sindacati e col governo insomma è necessario, deve essere una decisione presa non unilateralmente, questo è il concetto, dice lei. Assolutamente, le parti sociali, l'industria e il governo devono lavorare congiuntamente per uscire da questa crisi. È uno dei pilastri, però del resto, se ci pensiamo, è anche quello che facciamo all'interno delle nostre aziende. Quando un'azienda è in crisi viene fatto un piano, il piano deve essere condiviso anche ad esempio con le banche, con i dipendenti e con tutti gli attori, con i fornitori, con tutti gli attori che concorrono alla ripartenza dell'azienda, e poi va rispettato. Stessa cosa dovrebbe fare il governo. E questo è un appello importante, insomma è una frase importante. Presidente dei giovani imprenditori di Assindustria Veneto Centro, i giovani imprenditori hanno affrontato in modo diverso rispetto insomma, alla vecchia guardia questa crisi, hanno intuito delle possibilità, come è un settore particolare e ovviamente sono le nuove leve dell'imprenditoria del Veneto. Come hanno affrontato questa difficoltà? Se hanno trovato delle soluzioni particolari? Guardi, forse proprio perché giovani imprenditori siamo più portati ad essere positivi verso tutto quello che sta accadendo e molti dei miei colleghi si sono concentrati sulla parte digitale e quindi hanno saputo anche in parte reinventare quello che era il loro business per essere più incisivi sul mercato. Quindi questo secondo me è stato forse l'unica differenza che c'è stata tra quelli che noi chiamiamo senior e i giovani, che forse sono stati più veloci nello spostare il proprio business, nel trovare una soluzione alternativa. Però sì, sicuramente il tutto è aiutato anche dall'esperienza precedente per chi ce l'aveva, oppure anche un po' dal confronto che c'è stato tra noi, e devo dire che è stato veramente importante per tutti. Avete registrato delle situazioni particolari di sofferenza? Qual è il racconto, insomma, il sentimento dei giovani imprenditori di fronte a questa crisi lungo questi mesi, insomma, dall'inizio alla fine? Chiaramente la grande incertezza, la paura, la necessità di affrontare un virus, una pandemia. Ci può raccontare in poche parole come avete vissuto questo 2020? Allora, per noi è stato un momento di grande crescita come gruppo, perché come le dicevo, io ricordo benissimo l'8 marzo, perché arrivavano notizie contrastanti, non si riusciva a capire esattamente che cosa si sarebbe potuto fare, se avremmo chiuso tutti, se saremmo rimasti aperti. E la chat che abbiamo tra di noi si è riempita immediatamente di messaggi, di notizie. Abbiamo cercato di fare gruppo e di trovare anche soluzioni diverse alle problematiche che abbiamo riscontrato poi di giorno in giorno nelle nostre aziende. La cosa che mi ha fatto veramente più piacere è che non c'è stato un imprenditore che abbia avuto a cuore solo la propria impresa, ma ognuno si è messo a disposizione dell'altro per condividere progetti, idee, per trovare appunto, come dicevo prima, soluzioni, per dare informazioni di qualunque natura e genere. Quindi è stata veramente un'esperienza molto positiva. Poi ovviamente con l'estate il tutto è andato normalizzandosi, ecco. Certo è che in questo periodo soprattutto siamo ritornati ovviamente a vivere in questa incertezza, e anche lo scambio di idee e di informazioni, per esempio sul Recovery Fund, sulla crisi di governo che stiamo vivendo, ci dà anche modo di reagire insieme a quello che sta accadendo, ed è sicuramente un plus incredibile per il gruppo giovani. Bene, allora vedremo cosa accadrà. Buon lavoro ad Alessandra Polini, insomma, buon lavoro alla linea, diciamo, giovane dell'impresa in Veneto. Grazie e buon lavoro, davvero. Grazie, arrivederci, buona domenica. Grazie. Allora, prima di iniziare il nostro dibattito politico con i nostri ospiti che fra poco si collegheranno, ci colleghiamo invece in diretta telefonica con Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, buona domenica. Buongiorno Nicola, buona domenica. Grazie anche per la tempestività, perché tu ci parli dell'acqua alta che è tornata in piazza San Marco questa mattina, è così? Sì, questa mattina, quindi
una mezz'oretta allora, fa. Ti fermo un secondo perché leggo allora il lancio di agenzia ANSA sull'attività del MOSE. Allora, questa notte sono state alzate nuovamente le paratie del MOSE quando l'acqua alta ha raggiunto in mare la punta di 118 centimetri misurate alle dighe del Lido. Il sistema era però già stato sollevato nella tarda serata di sabato, ciò ha mantenuto, dice l'ANSA, il livello dell'acqua sui 75 centimetri nella laguna interna. La previsione, dice l'ANSA, è un'ANSA delle 11:23, quindi di poco più di un'ora fa, per stamane è in leggero miglioramento con una punta di 1 metro verso le 11:50 e per questo l'ufficio del commissario di governo per il MOSE ha deciso di annullare il nuovo sollevamento previsto. Le paratoie sono state abbassate verso le 3 della scorsa notte. Adesso tu ci racconti che l'acqua è tornata in piazza San Marco. Esattamente, sì, hai detto bene, nel senso che la previsione era di inferiore ai 100 centimetri, per la precisione era di 97 centimetri, sempre lo ricordiamo sul medio mare, ad occhio così a spanne la previsione è stata superata di qualche centimetro, ma lo ricordiamo che in questa fase di sperimentazione delle dighe mobili si è stabilito con un protocollo di alzare le paratoie del MOSE a una quota stimata di 130, tenendo però una ventina di centimetri di racco, quindi già da una previsione di 110 o 108 possono alzarsi le paratoie. Oggi, essendo per questa tarda mattinata la previsione inferiore ai 100 centimetri, si è provveduto ad annullare così la nuova alzata, e questo ha comportato che Piazza San Marco e la sua basilica, che lo ricordiamo sempre è il punto più basso della città storica, dove anche con una acqua di 90 centimetri circa la basilica va sotto, la piazza è andata sott'acqua questa volta, perché già con 100 centimetri si va appunto sott'acqua, con conseguenze lievi per quanto riguarda il resto della città, che non è stata interessata da questo fenomeno di alta marea, ma in Piazza San Marco non si poteva passare e di conseguenza anche la Basilica Marciana, la cripta eccetera, è stata invasa dall'acqua salata, dall'acqua di... E questo è un po' il tema che si ripropone, già portato avanti anche dagli stessi ristoratori di Piazza San Marco, ma anche da chi si occupa ovviamente della Basilica di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, il problema urgente di, al di là di salvare Venezia dalla grande acqua alta, dall'acqua alta che può avere effetti importanti su tutto il centro storico, ci si dimentica spesso della Basilica di San Marco, che va sotto comunque anche a questi livelli, ed è un tema più volte portato avanti, ma che ancora non trova una soluzione, così? Poi tra l'altro, se posso aggiungere, c'è anche questo secondo problema di cui ci stiamo occupando in queste ultime settimane, che la Corte dei Conti ha mosso dei rilievi, delle eccezioni a dei lavori che sarebbero dovuti partire già l'11 febbraio di barriere mobili che dovrebbero proteggere la Basilica anche e tutta l'area marciana, anche in situazioni come quelle di oggi, quando il MOSE non entra in funzione perché l'alta marea è inferiore ai 130, quando però comunque l'area marciana viene interessata dall'acqua alta, e si sperava che se fossero state completate tutte le procedure burocratiche, i lavori sarebbero dovuti appunto iniziare l'11 febbraio, quindi si sperava che per l'estate questo sistema potesse essere già operativo. Lo ricordiamo, un sistema mobile di bassissimo impatto, non stabile, quindi che non andava a interessare anche la pavimentazione della città, ma che delle barriere che hanno la funzione di proteggere la basilica quando c'è l'acqua che comunque comincia ad arrivare. Questo è un ulteriore motivo di preoccupazione, perché non si sa
quando potranno iniziare i lavori, quindi per quante altre volte la Basilica e l'area Manciana possono potenzialmente essere interessati da un fenomeno di acqua alta che sulla Basilica in particolar modo, ma su tutta la pavimentazione di Piazza San Marco porta dei danni che sono incalcolabili. Lo ricordiamo il grido d'allarme del procuratore Tesserin, come tu giustamente ricordavi, che in questi fenomeni di alta marea, ahimè sempre più frequenti a causa anche dei cambiamenti climatici, la Basilica ha perso, è invecchiata, diciamo così, di 100-200 anni nel breve volgere di qualche anno. Ecco. Certo. Ricordiamo che queste immagini si riferiscono all'ultima acqua alta, non a quella di stamattina. Grazie a Lorenzo Maier, grazie di questa puntuale osservazione, insomma, anche per averci appunto fatto sapere di questa situazione. È ovviamente una situazione che impatta su uno dei gioielli davvero di Venezia, se non il gioiello di Venezia, cioè la Basilica di San Marco. Grazie ancora. Allora noi possiamo aprire il nostro dibattito politico perché sono già tutti collegati gli ospiti. Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso. Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno e buona domenica a voi. Buona domenica. Alberto Villanova, il capogruppo della lista Zaia in Consiglio regionale Lega. Buongiorno Villanova. Buongiorno a voi. Giuseppe Montuori, responsabile provinciale di Fratelli d'Italia, sempre dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccolo qua, con il bello scenario del Ponte Dante, se non sbaglio. Allora, esatto. Allora io comincerei proprio da Scarabel e lo dico subito perché abbiamo fatto vedere all'inizio del nostro collegamento un po' le parole di Renzi di ieri, insomma era come dire il vertice più atteso, quello con Fico, poi anche di Giorgia Meloni che ribadisce centrodestra compatto, vuole il voto, lo scioglimento delle Camere. Renzi invece che sembra in qualche modo aprire a un Conte ter, ma vuole diciamo un accordo scritto, il cosiddetto contratto. C'è però anche il fronte interno, certo non facile da gestire, del Movimento 5 Stelle. Allora le faccio vedere questa cosa, Simone Scarabel, questo post di Alvise Maniero, che deputato veneziano del Movimento 5 Stelle, che però è tra quelli insomma, che maggiormente si trova all'interno anche di questi cosiddetti, tra virgolette, ribelli, e che scrive questo: 12 gennaio, ricorda un messaggio del capo politico del Movimento 5 Stelle, cioè Vito Crimi. 12 gennaio, linea dettata dal mio capo politico reggente, la conservo gelosamente per obbedirvi senza discutere nei giorni a venire. Questa poi faccia, questo simbolo ovviamente ironico. Se Renzi ritirasse i ministri sarebbe un tradimento per gli italiani, diremmo no a un nuovo governo con Italia Viva, quando poi Crimi proprio in queste ore insomma ha riaperto a Renzi. Cosa bolle in pentola all'interno del Movimento 5 Stelle? C'è area di spaccatura? Ci sarà una spaccatura con la fronda di Battista? Scarabella. Ma che ci possa essere qualche, diciamo, dipartita dal Movimento 5 Stelle, in particolar modo di qualche, diciamo, parlamentare del Sud, il secondo mandato, che non è, diciamo, stato coinvolto come desiderava nel Conte 2, che voglia una specie di ripicca, ci potrebbe anche essere. Non credo però che l'uscita dal Movimento 5 Stelle in automatico si trasformi in un mancato voto di fiducia verso il governo, se si dovesse arrivare a un governo con sempre il presidente Conte come primo ministro, insomma. Si è detto proprio in riferimento a questi scontri interni che la narrazione un po' di questi mesi è quella di un Movimento 5 Stelle che ormai ha completato la sua trasformazione in un partito vero e proprio, è così? Rispetto al movimento che lei ha conosciuto? Beh, vissuto proprio tutte le fasi. Trasformazione, sì, vogliamo chiamarla trasformazione, sì, ci siamo scontrati con la realtà di cosa significa stare al governo, ma non semplicemente cosa significa stare al governo. Abbiamo anche avuto, diciamo, l'occasione di fare il primo governo col centrodestra, poi col centrosinistra e infine una pandemia. Quindi veramente nel giro di 2 anni abbiamo fatto delle esperienze che come, diciamo, forza politica qualcuno magari ha fatto in 10 anni. Questo sicuramente ha provocato e provoca degli scossoni, ma stiamo cercando di rispondere
con la nuova organizzazione interna. Io sono convinto che, ripeto, se Conte rimane Presidente del Consiglio sarà sicuramente una figura chiave per riuscire a superare anche questa ennesima prova. Se il nodo dovesse essere proprio la figura di Conte, anche un altro Premier, o come pare insomma il Movimento 5 Stelle e il PD sono arroccati proprio sulla figura di Conte? Sempre Scarabella e poi andiamo... Io credo che ogni, forza politica deve mettere un punto fermo. Io credo che il nostro sia nella figura di Giuseppe Conte, ma non per un discorso di simpatia personale, proprio perché io penso che in tutte le fasi, dal primo governo a questo, si è dimostrato una figura capace di fare sintesi seria, che ha sempre portato ottimi risultati, in particolar modo in questi ultimi mesi sul punto di vista internazionale. Erano anni che l'Italia non era così considerata nello scenario internazionale. Perdere questo adesso che si dovrebbe concretizzare tutto il risultato del suo lavoro sarebbe quantomeno ingrato nei suoi confronti. Zorzi, come commenta le parole di Renzi di ieri? Come le è sembrato? Sibillino, ha detto le cose, cosa vuole sul tavolo, secondo lei? Mi sembra che ieri sia stato fatto un importante passo avanti. Noi come Partito Democratico, l'abbiamo detto dall'inizio, siamo senz'altro disponibili, anche alla luce delle dichiarazioni di Renzi ieri, di rincomporre la maggioranza del governo messa in crisi dalla scelta azzardata di Renzi stesso. Però siamo disposti a farlo a 3 condizioni. La prima è che si sciolga il prima possibile, perché qui non c'è tanto tempo da perdere. Nella sola provincia di Treviso abbiamo quasi 1/3 dei lavoratori in cassa integrazione, per renderci conto della gravità. Quindi che si sciolga che vengano sciolti il prima possibile tutti i nodi programmatici, quelli che ci siamo portati appresso in questi 15 mesi, a maggior ragione adesso che c'è la partita del Recovery Fund da portare avanti. Serve un impegno leale di tutte le forze politiche, proprio perché l'azione di un governo che comunque gode dell'apprezzamento della stragrande maggioranza di italiani, come dimostrano anche alcune importanti analisi uscite su autorevoli giornali nazionali, vada avanti come è stato impostato. La seconda condizione è che questo governo possa contare su una maggioranza, su una base parlamentare robusta, solida, quindi che non sia messa alla mercé del ricatto di nessuno. E la terza, e qui vengo alle considerazioni fatte anche da Scarabella, è che il garante di questo patto di legislatura, di questo contratto di governo, di questa nuova maggioranza auspicabilmente più solida sia Giuseppe Conte, perché è si è detto in questi giorni più di una volta, il punto di equilibrio più avanzato tra le 2 forze politiche principali di questa maggioranza, PD e Movimento 5 Stelle. Quindi per noi rimane Conte come il garante di questa alleanza, e siamo d'accordo sul fatto che prima ci sia da sciogliere tutta quella serie di nodi di cui si diceva, ma riteniamo importante il fatto di avere un equilibrio nella figura di Giuseppe Conte. Villanova, il centrodestra chiede invece a gran voce il voto. Si è più volte paventato lo spettro dell'epidemia nei confronti di un ritorno eventuale alle urne. Secondo lei è uno spettro che viene agitato a bella posta o è concreto? Ma considerando che ci sono altri paesi europei e anche a livello mondiale che hanno votato proprio in questo periodo, cioè nel periodo peggiore della pandemia, non credo che sia un problema oggettivo, anche perché non si andrebbe a votare subito, ma si andrebbe a votare in tarda primavera, inizio estate, quindi nel periodo dove abbiamo visto che il virus batte meno, quindi secondo me quello è più che altro uno spettro che viene agitato proprio per non incentivare questa opzione. Dopodiché, tornando alla questione politica, io non vorrei smorzare un po' l'entusiasmo di Scarabella, però vorrei far notare che sono i punti fermi del Movimento 5 Stelle in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni si sono rivelati dei punti molto mobili in realtà, perché abbiamo visto che con le alleanze non hanno avuto grandi
grandi problemi a passare da una parte all'altra per affermarsi con il centro in questo periodo, quindi con Tabacci, Casini, Mastella e compagnia. Dopo, sul fatto che Conte sia il punto cardine su cui tutto quanto gira e che sia intoccabile, ho dei seri dubbi. Io credo che nel momento in cui si debba trovare la quadra, penso che se servirà a far fuori Conte lo faranno fuori. Però la questione fondamentale, adesso secondo me c'è anche questa, tra virgolette, sceneggiata del programma, del contratto, di quelli che sono i punti da sviluppare. Se fosse stato un problema di programma, non serviva a far cadere il governo Conte bis, potevano rimanere tranquillamente, visto che stiamo parlando della stessa compagine che ha appoggiato il governo Conte bis fino a qualche settimana fa, non c'era bisogno di farlo cadere se fosse stato realmente un problema di programma. Si sedevano a un tavolo e mettevano a posto quello che era il programma operativo del governo. In realtà questa è tutta una questione di poltrone, di ministeri. Adesso secondo me il dato politico più importante è che il pallino ce l'ha in mano Renzi, cosa che sembrava fino a qualche giorno fa non così scontata. Il pallino ce l'ha in mano Renzi, è lui che sta dettando l'agenda di questa crisi. Sarà lui a metterci l'ultima parola, sarà lui ad avere, secondo me, il tornaconto dal punto di vista numerico più positivo, perché pur avendo un partito che nel paese conta il 2 o il 3%, in Parlamento conta qualcosa di più, e in realtà adesso probabilmente avrà una serie di ministri di peso, in legge infrastrutture o quello che sta chiedendo, e porterà a casa il bottino maggiore da questa situazione. L'ha architettata in maniera sicuramente molto attenta, molto machiavellica, e la sta portando a termine, mettendo in grande difficoltà sia il PD che 5 Stelle. E se Conte effettivamente rimarrà Presidente del Consiglio, la definizione che usano gli americani è quella di anatra zoppa, cioè del Presidente in balia delle maggioranze parlamentari, e in questo caso sarà un'anatra zoppa in balia di Renzi. Montuori, il centrodestra è davvero così compatto sulla scelta verso il voto, o ad esempio Berlusconi ha ripetuto più volte sarebbe disposto anche a dare un suo ok però a un governo di alto profilo istituzionale? Compatto, l'ha dimostrato nel momento in cui i 5 Stelle avevano articolato la manovra tenaglia pensando che si sganciasse poi dal gruppo di Forza Italia, un gruppo di cosiddetti responsabili o irresponsabili, e andasse a rimpinguare poi le fila che sostenevano Conte. Questo non è accaduto, a dimostrazione che tranne un paio di personaggi dei quali non serve nemmeno definire il profilo, sono passati nelle fila di Conte, ma l'operazione non è riuscita. Come diceva Villanova, oggi il pallino dell'operazione è tutto in mano a Renzi. Renzi che si era visto ormai finito, perché con un partito al 2,3% non aveva più visibilità attraverso i suoi 2 ministri, che stava andando lentamente verso un declino politico, ha deciso di rimescolare le carte cinicamente, molto cinicamente, a scapito del paese e dimostrando anche poca dignità. Facendo così ha messo Conte in serissime difficoltà, sapendo poi di far leva anche, oltretutto sul fatto che nei 5 Stelle oggi 3/4 in caso di elezioni non sarebbero rieletti i 5 Stelle. Per cui, immaginandosi che i parlamentari dei 5 Stelle non abbiano poi un lavoro, visto che se ci ricordiamo bene in passato l'80% degli eletti non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi, gioco forza di Renzi è far leva sul fatto che queste persone passerebbero da 10.000 euro a zero, non avendo una professionalità, non avendo nulla, per cui sta giocando benissimo le sue carte, dico a scapito di un paese però che in questo momento sta soffrendo, dove ci sono le categorie che stanno ogni giorno protestando perché sono in crisi gravissima, ci sono famiglie senza stipendi, la cassa integrazione sta esplodendo e stanno tenendo fino a fine anno la cassa integrazione e bloccando ancora i licenziamenti. Tutto questo ovviamente a scapito di un paese che oggi avrebbe bisogno di persone serie e non di un governo arrabattato che favorirà Renzi con qualche ministro in più, ma che non porterà alcun beneficio verso i cittadini italiani. Scarabella, Montuori dice insomma lo spettro che agita Renzi ai 5 Stelle è quello di non avere poi più un posto in Parlamento. Ma intanto vorrei sapere la fonte autorevole che ha stabilito che l'80% dei parlamentari 5 Stelle non ha presentato una dichiarazione dei redditi, e non è così.
Poi voglio ricordare che siamo la forza politica, nonostante i numeri, che ha la maggioranza dei laureati, che ha portato la maggioranza dei laureati in Parlamento. E poi secondo me questo commento è abbastanza irrispettoso verso tutte le persone che attualmente non hanno un lavoro. Siccome non presenti una dichiarazione dei redditi non sei, diciamo, degno di sedere in Parlamento. Lo ritengo veramente irrispettoso di fronte a milioni di italiani che comunque non hanno per varie circostanze la possibilità di lavorare in questo momento. Al di là di questo, io credo che l'unico partito che, diciamo, auspica un aumento anche di fronte al taglio dei parlamentari è effettivamente quello di Giorgia Meloni, e quindi, diciamo, è l'unico vero gruppo parlamentare che sta spingendo per andare a votare. Tutti gli altri, Salvini compreso, sanno benissimo che, ripeto, a fronte del taglio che c'è stato, la possibilità di aumentare i loro numeri non è così scontata. E secondo me non è neanche così scontato che, se si dovesse andare al voto, vincerà il centrodestra, perché sono convinto che se si andasse a votare ancora con uno scenario, diciamo, di pandemia, di futuro incerto, eccetera, se Conte scende in campo accanto al Movimento 5 Stelle e accanto al PD, non è così scontato che vinca il centrodestra. Zorzi, anche lei ha questa previsione? Perché poi si dice sempre, no? Si è detto in queste settimane, si va al voto perché il centrodestra trionferebbe a mani larghe, ma è davvero così secondo lei? Ma sulle elezioni bisogna senz'altro far presente agli amici del centrodestra il contesto in cui ci troviamo, quindi di pandemia e quant'altro, però da un certo punto di vista sono anche d'accordo con loro, nel senso che le elezioni sono uno degli scenari possibili che vanno presi in considerazione seriamente, al netto di tentazioni di rimanere per scaldare la cosiddetta poltrona fino al 2023. In realtà il tema è molto semplice. Se adesso questo passaggio con il Presidente della Camera Fico col suo mandato esplorativo non sortirà alcun effetto positivo, nel momento in cui ci sarà da parte in particolar modo del gruppo parlamentare di Matteo Renzi un atteggiamento irresponsabile come quello che abbiamo visto e subito in queste settimane, il Partito Democratico l'ha detto, non esiste nessun governo di cosiddetta salvezza nazionale con le destre sovraniste, quindi di fatto l'unica via, visto che una maggioranza non è possibile recuperare all'interno dell'attuale Parlamento, saranno le elezioni come extrema ratio, come ultima risorsa della democrazia. In fin dei conti credo che sia giusto così. Noi come Partito Democratico, l'ha detto benissimo il sottosegretario Martella una settimana fa, le elezioni non le temiamo, banalmente perché comunque siamo il partito per organizzazione e per personale politico, diciamo tra i meglio attrezzati ad affrontare una scadenza elettorale in questo momento. Ha ragione Scarabel, credo che anch'io ci sia la possibilità di far valere le ragioni di quanto fatto in caso di una campagna elettorale. Metto soltanto in evidenza un rischio, questo sì che va considerato e va ponderato con attenzione. Se si va al voto, ricordiamoci, si andrà al voto con una legge elettorale che dovrà essere ovviamente discussa, approvata a strettissimo giro, quindi con il rischio di una legge elettorale rattoppata alla bella e meglio, con il conseguente rischio poi che si verifichi quello che è successo nel 2018, perché a volte ce lo dimentichiamo, però nel 2018 si è andato a votare il 4 di marzo, il governo Conte 1, cosiddetto Conte 1, si è insediato il 1 di giugno, quindi sono stati 3 mesi veramente molto difficili. Ora il paese è in grado di reggere 3 mesi di questo tipo, 1 mese, 2 mesi di trattative, di negoziati nelle condizioni in cui siamo? Non lo so francamente, il rischio obiettivamente di creare un danno agli italiani c'è tutto. Villanova, par di capire che, almeno per voi che siete ospiti qui, la soluzione meno fattibile è quella di un governo istituzionale, perché non potrebbe essere una terza via? Si troverebbe nella stessa identica situazione che si trova adesso il governo di Conte, cioè la maggioranza in Parlamento non cambierebbe. Potremmo avere una personalità di spicco che va a guidare un
un governo, però senza avere una maggioranza vera e concreta. Cioè, nel momento in cui non c'è un accordo su come portare avanti questo paese, e questo l'abbiamo visto sul recovery plan, l'abbiamo visto in tante altre situazioni, sulla pandemia, sui ristori. Cioè, se la maggioranza che adesso si fa tanto il nome di Draghi, anche se io non credo che Draghi si metta nella situazione di guidare un governo di questo tipo, che vada a bruciarsi in maniera proprio molto diretta per fare un governo di questo tipo. Cioè, come fa una personalità di spessore a mettersi in balia dell'umore di Di Battista, di Renzi, di Crimi o di chi passa, che un giorno si sveglia che vuole rovesciare il tavolo? Cioè, la vedo come una possibilità molto molto remota. Io continuo ad essere dell'opinione che bene o male il governo resterà con questa compagine, sistemeranno i ministri, cioè vedrete secondo me che Italia Viva avrà una componente ministeriale molto più importante. Verrà ridimensionato i 5 Stelle, perché abbiamo visto che in questo periodo i 5 Stelle sono disposti a tutto pur di rimanere là, quindi io credo che perderanno un buon numero di ministeri di peso e si andrà avanti con questa situazione probabilmente fino a fine legislatura. Ma sentivo Zorzi dire che adesso avere un periodo di contrattazioni per formare un nuovo governo sarebbe un danno per il paese. Io non credo che la situazione che stiamo vivendo adesso, ma non nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, dove c'è questa turbolenza all'interno del governo, abbia portato grande giovamento al paese, e non credo che si risolva cambiando alcuni ministri o cambiando qualche sottosegretario, cioè quello che alla fine sarà il risultato di questa situazione. Cioè il paese sta soffrendo, e sta soffrendo già da un pochino, quindi non capisco quale sia il problema nel mandare ad elezioni se non ci dovesse essere un governo forte, un governo che può gestire in maniera efficace ed efficiente questa situazione di emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto economica, perché adesso arriverà l'onda lunga della crisi economica, e se c'è un governo che sta lì a trovare compromessi a ribasso per ogni tipo di iniziativa, sinceramente penso faccia danni molto più importanti rispetto alle elezioni. E peraltro lei qualche giorno fa un suo comunicato è tornato a parlare del piano di ripartenza e di resilienza, no? Parlando di interventi che per la maggior parte vengono destinati al sud. Sì, questo è un dato molto... è stata poi sollevata anche dalle imprese, insomma, con una sorta di schiaffo. Ci racconta? Sì, ma vede, è scritto nero su bianco su quello che è stato il piano che lo stesso governo ha mandato ai territori. Cioè, c'è un piano dove si dice che dal 60 al 70%, quindi 60-70% dei finanziamenti andranno al sud d'Italia, per tutti i capitoli di spesa, 60-70%. Quindi viene abbandonato il nord e viene abbandonato anche il centro, con una serie di iniziative che andranno probabilmente a buttare soldi a pioggia verso progetti che tra l'altro non sono nemmeno specificati all'interno di questo piano di resilienza, come l'hanno chiamato. Cioè è un piano dove si buttano soldi, aggiungendo anche la questione della decontribuzione delle aziende al sud, che secondo me è un'altra cosa vergognosa. Cioè abbiamo la zona più produttiva del paese, quindi il nord Italia, che sta andando in grande sofferenza e in emergenza economica, e il governo cosa fa? Invece di decontribuire le aziende che possono rilanciare il paese, possono continuare a fare da locomotiva a tutto il paese, anche dal punto di vista del gettito fiscale, cosa fa? Toglie i contributi, il 30% dei contributi alle aziende del sud, lasciando le aziende del nord a pagare i contributi pieni. Cioè, io credo questo sia vergognoso. Per di più, 60-70% degli investimenti strutturali vengono destinati al sud, tralasciando tutta la parte più produttiva del paese. Cioè, io credo che questa sia veramente una mancanza di rispetto nei confronti delle aziende e dei territori, che alla fine contribuiscono per la maggior parte al gettito fiscale del nostro paese. Se non si considera questo, cioè se si considera di mandare avanti un governo con questo tipo di impostazione, anche con il Conte Terro, chi sarà al suo posto, cioè io credo che questo anche i partiti o gli esponenti dei partiti che fanno parte del governo ma che vivono in Veneto qualcosina dovrebbero dire, perché credo che sia un'impostazione veramente vergognosa. Zorzi, cosa dice?
Siamo comunque in una fase in cui tutto si può ancora modificare, nulla è stato scritto sulla pietra, questo l'abbiamo detto, lo si sta dicendo, tra l'altro, visto che il recovery plan risulta essere uno degli elementi oggetto proprio delle consultazioni di questi giorni, quindi capisco quello che solleva il consigliere Villanova. Credo che comunque un confronto con parti sociali, categorie e portatori di interesse sia ancora in fase di avvio di studio, quindi ci sarà, in modo da ricalibrare gli interventi. Detto questo, però, bisogna anche ricordarsi che è evidente il fatto che se il Mezzogiorno d'Italia riesce a recuperare in termini di efficienza e di produttività, a beneficiare sarà tutto il paese, comprese anche le aziende venete. Ma non è questo soltanto il punto, ce n'è un altro che presumo sia anche un limite imposto tra l'altro dall'Europa. Come sappiamo, come sa anche il consigliere Villanova, ci sono comunque degli indicatori che stabiliscono che i fondi europei devono essere comunque in qualche maniera, in qualche misura, erogati più verso quelle aree a rischio economico e sociale. Banalmente lo vediamo anche con la gestione dei fondi strutturali per la Regione Veneto. Gli assessori, i colleghi di Villanova, Donazzani, Caner ne sanno qualcosa, visto che molti dei bandi del Fondo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo, devono essere poi indirizzati verso, aree e categorie più a rischio. Quindi rientra nelle politiche di coesione territoriale volute dall'Unione Europea. Credo comunque che margini per intervenire ci siano, ripeto, proprio perché il recovery plan è oggetto delle consultazioni di questi giorni. E Montuori, e poi andiamo in pubblicità. Abbiamo parlato prima, lo ha accennato lei, della situazione drammatica delle imprese. Si fa da più parti l'appello, anche del sindacato ovviamente, di spostare in là il limite allo sblocco dei licenziamenti, che porterebbe davvero a una raffica di situazioni critiche. È d'accordo o è uno spostare in avanti il problema? Mi faccio fare una brevissima replica alla sciocchezza che ho sentito dire prima dal signor Scarabelli. Non è l'attenzione verso chi non lavora quello che ci sfugge. C'è massima attenzione, massimo rispetto di chi non sta lavorando. Il rispetto non c'è di chi non ha mai avuto un lavoro prima di entrare in Parlamento, è entrato in Parlamento e non ha mai lavorato, perché se in Parlamento i 5 Stelle avessero lavorato e invece di fare le giravolte che hanno fatto, mai col PD, mai con questo, mai con la Merkel, e poi abbiamo visto cosa hanno fatto, non avremmo avuto bisogno di 450 esperti, perché il contributo dei parlamentari avviene attraverso le proposte di legge che portano anche ad avere poi le soluzioni. Se questi parlamentari ad oggi non l'hanno ancora fatto, siamo in mano di qualcuno che non solo non ha mai lavorato prima, non lavora adesso, e se uscirà dal Parlamento probabilmente non lavorerà mai, perché non ha nessuna competenza e nessuna capacità. Detto questo, prorogare in avanti i licenziamenti non è la soluzione. Noi dobbiamo aiutare le imprese a ripartire. Su questo c'è una piccolissima cosa su cui posso dire di condividere l'azione di Renzi, quando ha preso quel foglietto di carta straccia che si stava presentando in Europa e ha detto è pieno di errori. Se non si studia, e qui ritorna al contributo dei parlamentari, se non si fanno proposte serie e costruttive, se non si hanno progetti di lungo respiro che riguardano le infrastrutture, che riguardano tutto quello che è l'efficientamento dell'economia anche in termini di rispetto dell'ambiente, se tutte queste cose non vengono fatte e non c'è qualcuno che studia e propone cose serie in Parlamento, non cambiamo la soluzione. Possiamo prolungare i licenziamenti fino al 2022, non cambierà niente, poi quelle persone saranno definitivamente a casa per il resto della loro vita. Lavoriamo ora aiutando le imprese a ripartire, non pensiamo al blocco dei licenziamenti o alla proroga della cassa integrazione. Certo, sono misure che servono in una fase così, però sicuramente non possiamo lasciare le persone a casa senza uno stipendio, ma se pensiamo come sono intervenuti con i ristori sulle imprese, ci diamo già una risposta da soli. 3/4 dei commercianti non hanno ricevuto briciole e continuano ad avere sborsi ogni mese. Per cui di cosa stiamo parlando? Che si preparassero, studiassero e dimostrassero che hanno a cuore l'interesse del paese, non il loro interesse alla poltroncina. Controreplica di Scarabella, se vuole replicare, o anche di Zorzi, visto che ha parlato dell'azione di governo. Scarabella. Non ho presente, il percorso lavorativo, il curriculum che possono dimostrare, vantare Salvini e la Giorgia Meloni, quando si parla di persone che non hanno mai lavorato al di là della politica. Quindi credo che basti questo come commento. Zorzi?
No, io invece considero il prolungamento del blocco di licenziamenti essenziale in questa fase, così come anche il prolungamento, la proroga della cassa integrazione, perché se mai si dovesse sbloccare tutto d'un colpo, il rischio è che il sistema di welfare degli ammortizzatori sociali non reggerebbe. Quindi l'impegno, e questo l'ha detto il Partito Democratico più volte in queste ultime settimane, è di mettere mano alla riforma degli ammortizzatori sociali prima appunto di sbloccare i licenziamenti, così fai un bene ai lavoratori e anche alle aziende e ai servizi pubblici sociali che si occupano di queste cose. Allora, pubblicità, poi torniamo in diretta. Voglio far vedere anche un po' delle immagini di ieri a Treviso, a testimoniare insomma che già da ieri la gente è tornata sulle strade. Questo, come accade spesso quando si torna in una situazione più favorevole, ha fatto già un po' alzare le antenne della preoccupazione. Pubblicità. Ma la gente è disciplinata? Sì, dai. Un po' di scuola. Guarda, signora, scusi. Senta, ma come si sta a fare, come dire, l'alpino cattivo? Male. Una battuta ma non troppo, stando alle lunghe code che si sono formate più volte al varco di San Tommaso. Primo segnale di quel giallo tanto atteso da tutti e per certi versi anticipato, come si vede, da uno dei classici del sabato trevigiano, il giro al mercato. Fotografo tanta gente, oggi c'è tanta gente, veramente. Hanno scelto 2 giorni prima per uscire. Lunedì siamo gialli. Cosa farete per prima cosa? Vado a un bar per prendere un caffè. Esco a bere un caffè al bar, a prendere una brioche. Con una bella donna a prendere un caffè dopo tanto? Okay. Io se no, o no? Gran lavoro degli alpini ai varchi che, interpellati sul tema, rispondono: No, lei si sta aspettando che io dica andiamo a bere qualcosa? No, non lo dirò mai. Tanta la voglia di libertà nei piccoli e nei grandi gesti quotidiani. Andiamo in giro, ma tanto manca. Ah, va bene, ci divertiamo. Uscire e fare una passeggiata. Okay. Vado al Gatto Nero a Caorle a mangiare il pesce. Vado in vacanza. Posso trovarmi con gli amici? Allora mi trovo con i miei amici. Ma già oggi molti, guardandosi attorno, non credono che il giallo durerà ancora molto. Secondo lei quanto riusciremo a resistere in giallo? 15 giorni. Perché? Perché c'è troppo assembramento, di sicuro. Poco. Perché? Perché se cominciano ad andare a scuola, guardi, è finita. Torneremo allora arancioni? Torneremo alle chiuse? Torneremo anche rossi qua, perché con la testa che abbiamo non funziona. Guarda. Perché la filosofia giusta, come ci ha risposto una signora, è che anche con il giallo Mi proteggo comunque. Allora, il nostro Lucio Zanato e il suo giro al mercato di ieri. Allora, domani c'è il giallo, torniamo in giallo, ovviamente comprensibile la voglia di socialità delle persone, ci mancherebbe, si torna anche a scuola, 20.000 solo nella Marca di Treviso, nella Marca trevigiana, studenti delle scuole superiori, però appunto si sta dicendo attenzione, bisogna stare molto attenti. Credo che sia l'unica cosa che vi accomuna tutti quattro, quello di fare un appello insomma alla prudenza e a stare attenti, insomma non approfittare della situazione, ancorché ovviamente la voglia, diciamo prima, di socialità è forte. Zorzi. Sì, assolutamente, credo che sia necessario in questo momento qui. Scusate, ma ho difficoltà con l'audio. Noi la sentiamo. Sì, in questo momento credo che sia importantissimo tenere alto il senso di responsabilità. L'hanno detto benissimo gli intervistati al servizio, bisogna fare in modo che questo periodo di zona gialla continui più possibile, anche per ridurre la pressione negli ospedali che in questi mesi hanno, soprattutto qua in Veneto nell'ambito della seconda ondata, patito molto. Quindi cerchiamo tutti quanti di essere estremamente responsabili, quindi no assembramenti, distanziamento fisico, mascherine e l'igiene delle mani. Credo che sia questo comunque l'elemento che ci deve accomunare in questo momento. Villanova. Ma io credo sia assolutamente comprensibile la volontà di libertà che c'è nella popolazione, in tutti noi, perché siamo tutti stanchi di queste chiusure, però dobbiamo anche capire che dipende da noi, dipende da quello che facciamo, che fa singolarmente ognuno di noi,
in questa fase di zona gialla per poter rimanere a godere di un minimo di libertà. Questo penso sia fondamentale, quindi è fondamentale a partire da domani continuare comunque a mantenere quelle che sono delle buone regole di distanziamento, di sicurezza che ormai abbiamo imparato a conoscere, che però sono fondamentali per riuscire a godere di questo minimo di libertà che ci viene data con la zona gialla. Posso replicare brevemente invece al discorso che faceva Zorzi prima sui fondi europei? Certo. Perché sentivo dire che è l'Europa che va a destinare questi fondi alle zone più sottosviluppate del paese. Non è vero, cioè ci sono delle linee di finanziamento dell'Europa che sono destinate alle aree non sviluppate, però sono altre linee di finanziamento. Il Recovery Plan è destinato a tutto il paese, è una scelta del governo quella di destinarla al 60-70% al sud, non diciamo cose non vere, cioè è stata una scelta politica di fare questo, come è stata una scelta politica quella di decontribuire le aziende del sud, e questa io penso che sia giusto che i partiti che fanno parte di questa maggioranza devono giustificarla nei territori dove i fondi non arriveranno in maniera minore. Cioè, dopo si può dire che non è scritto nella pietra, e questo lo sappiamo anche noi, soprattutto con questo governo abbiamo capito che nulla è scritto nella pietra, ma se ha un senso un documento ufficiale che esce dal Consiglio dei Ministri e viene inviato in maniera ufficiale alle regioni, cioè allora io credo che gli esponenti di questi partiti, quindi il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, il Partito Democratico, che hanno dato l'ok a questo tipo di impostazione, compresi i ministri o il ministro Veneto, perché abbiamo anche un ministro Veneto che siede nel Consiglio dei Ministri, dovrebbero spiegare come mai i fondi vanno al sud. Parlavamo prima della questione del blocco dei licenziamenti. Allora, misura sacrosanta e indispensabile in questo momento, ma se si pensa di far ripartire l'economia con il blocco dei licenziamenti, penso si sia sbagliata la strada. Allora, se ci fosse stata la decontribuzione che è andata al sud anche per le aziende del nord, così gli davi ossigeno, davi la possibilità a chi sa correre, a chi sa fare impresa, a chi sa creare lavoro, a chi sa fare economia, per poter ripartire in maniera efficace. Allora, se fai ripartire le aziende non serve il blocco dei licenziamenti, perché sono le aziende stesse che tendono a far partire il lavoro, a far partire l'economia, e quindi non hanno bisogno di licenziare. Ma se invece ci mettiamo a lanciare salvagenti come il blocco licenziamenti e compagnia, senza dare dal punto di vista economico un aiuto alle aziende che possono lavorare e vogliono lavorare, resteremo in crisi economica non per un anno ma per 10 anni. Zorzi vuole controreplicare? Ma sul blocco dei licenziamenti, attenzione, perché comunque l'idea è quella di procedere con gli interventi selettivi, non è che si stia parlando di un blocco di licenziamenti, di sospendere, no, tenere in sospeso la situazione fino a quando magari la pandemia sarà un ricordo del passato. C'è un'indicazione chiara di interventi selettivi a partire proprio da quei settori come il commercio e il turismo che non hanno la possibilità in questo momento di riprendere normalmente. Ci sono altri settori, tutto il comparto manufatturiero, che di fatto ha subito un rallentamento ma che può perfettamente ripartire in una condizione di normalità. Su quei settori lì è evidente che non ci sarà un intervento di sospensione come è stato fatto finora, quindi ci saranno chiaramente degli interventi in base a quelli che sono i settori su cui i bisogni sono più evidenti, fermo restando, ripeto, che è necessario e urgente una riforma di tutto quel sistema degli ammortizzatori sociali, altrimenti il sistema non tiene. Scarabelli, torniamo al giallo, usiamo anche voi che siete personaggi pubblici per dare voce all'appello di seguire le regole, perché è molto importante anche farlo capire. Scarabella. No, assolutamente sì, credo che nel periodo della pandemia vedo sempre presente la contabilità dei giorni sul fatto dell'autonomia, a cui io ci tengo particolarmente e l'ho espresso più volte nelle vostre reti. Però io credo che in tempo di pandemia sarebbe quantomeno da affiancare la contabilità delle vittime, che purtroppo ci sono state anche in Veneto, che a metà ottobre eravamo a poco più di 2.000 e adesso non so se abbiamo sfondato il tetto dei 9.000. Stiamo per sfondarlo purtroppo. E anche e soprattutto il numero delle persone che sono ricoverate in ospedale per Covid, che questi numeri ormai li sentiamo ogni giorno, ma secondo me entrano da un orecchio e escono da un altro. Finché la gente non lo vede costantemente davanti non si rende conto del reale impatto. E c'è stato un momento, al di là della
poi delle percentuali che secondo me sono alterate col discorso dei 1000 posti teorici in terapia intensiva del Veneto, ma sulle 700 terapie intensive che sono state operative in questo periodo siamo arrivati a occupare il 90% dei posti in terapia intensiva in certe settimane, quindi veramente adesso siamo in giallo, ma questo non, cioè, come ha detto Zaia più volte, è un attimo, ci vogliono un paio di settimane per tornare anche in rosso, quindi sta veramente a noi. Sul discorso rapidissimo, veramente, sul discorso che i soldi vanno solo al sud, io dico solo che il super bonus al 110%, le ricadute saranno principalmente al nord, anche semplicemente per un discorso di, diciamo, degli abusi edilizi che bloccano il super bonus al 110 e sono concentrate al centro-sud queste cose, quindi, e anche il discorso del cashback, sappiamo benissimo, abbiamo già visto da questi primi mesi, la ricaduta principale viene qui al nord perché siamo, diciamo, più abituati a usare la cosiddetta moneta di plastica, quindi anche queste due misure avranno delle ricadute principali qui al nord. Montuori, chiudo con lei, allora tema interventi solo per il sud e poi l'appello, insomma. Interventi solo per il sud, il paese è uno e quindi bisogna pensare agli interventi per tutte le regioni italiane. Quello che va fatto è misurarli proprio sullo stimolo alle imprese sia al nord che al sud, perché ricordo a Zorzi che la politica statalista che va a coprire a valle i problemi, non risolve quello che è il problema a monte. Se le aziende non producono e non vendono, non ci sono nemmeno i soldi per il welfare, non ci sono i soldi per pagare la cassa integrazione, non ci sono i soldi per nulla. Quindi a noi piace di più risolvere i problemi all'inizio e cercare di dare un lavoro alle persone che in questo momento non stanno lavorando. Rispetto al giallo, dico, ci siamo abituati, essere in zona gialla è in questo momento una cosa molto bella, dobbiamo cercare di fare la massima attenzione. Portare una mascherina ormai non è così difficoltoso, ci siamo abituati tutti, non andare al bar a bere gli spritz come se non ci fosse un domani è una cosa che dovremmo tutti non fare, e quindi sono poche le regole, un po' di distanziamento, ancora i mezzi pubblici non sono quello che dovrebbero essere perché su questo lo Stato è stato abbastanza carente e quindi i ragazzi che vanno a scuola torneranno ad essere un problema, però se tutti siamo responsabili di noi stessi, sapendo che poi potremo fare del male a chi ci sta vicino, perché diffondere il virus di fatto vuol dire fare del male alle persone più prossime, credo che insomma in poco tempo potremo tornare alla normalità e quest'estate vivere serenamente come prima che arrivasse la pandemia. Grazie allora, grazie anche per questo vostro appello perché è molto importante anche per tutti quelli che ci seguono. Grazie Giovanni Zorzi, Alberto Villanova, Simone Scarabelli e Giuseppe Montuori, grazie per essere stati con noi. Allora vedremo da domani cosa accade sia a Roma che cosa accade anche qui nei prossimi giorni. Grazie davvero, ci fermiamo qui, vi ricordo 19:30 il telegiornale di Treviso, arrivederci.